Siamo agli sgoccioli. Entro le 20 di lunedì 22 agosto vanno consegnate le liste dei candidati. Anche nel centrodestra si stanno delineando i nominativi tra riconfermati, blindati, esclusi, rinunciatari e delusi per scelte calate dall'alto secondo logiche non proprio territoriali. Vediamo quali sono i nomi ad un passo dalla conferma per i collegi uninominali in Veneto. Per la Lega, oltre alle riconferme degli uscenti Salviniani Doc, lascia perplessi gli stessi militanti la candidatura nel collegio blindato di Vicenza dell'europarlamentare Mara Bizzotto, che a Bruxelles lascerebbe il posto a Paola Guidoni, prima dei non eletti nel 2019. Anche in casa Forza Italia non mancano le sorprese. La Casellati non si presenta in Veneto ma in Basilicata. Al suo posto gli azzurri schierano Anna Maria Bernini. Confermato l'ex PM Carlo Nordio per Fratelli d'Italia, che propone ancora Luca De Carlo, ma ci potrebbe essere spazio anche per Raffaele Speranzone e Elisabetta Gardini. Per noi moderati, seggio a Coraggio Italia di Luigi Brugnaro, che punta sull'imprenditrice Martina Semenzato. Rinuncia al posto in Campania Marco Marin. In totale il centrodestra in Veneto si ripartisce 17 collegi uninominali, 8 alla Lega, 7 a Fratelli d'Italia, 1 a Forza Italia ed 1 a Noi Moderati.